Beh dai, oggi ho lavorato anche troppo, anche 10 ore mi sono sparato, sì. Come funziona? Qual è il bello di lavorare così dal camper, di fare le cose dal camper? Ci sono giornate che puoi non far niente, giornate puoi farti 2 ore, 4 ore, giornate te ne fai 10, 12, cioè fai tu in base alla voglia di fare che hai capito? E questa è una cosa molto molto piacevole, diciamo, una grande novità, insomma. Spero di non tirar su polemiche, perché non è mia intenzione fare invidia, ovviamente, ti sto solo raccontando la storia di questo personaggio nel senso, no, figura di Singano che sta in camper, fa le sue cose in camper e quindi insomma te le descrivo, tutto qui. E cosa altrettanto bella, pratica, comoda è il fatto che se devi andare a farti delle commissioni, tipo andare dal dentista, portare il cane al veterinario, eccetera, è di una comodità pazzesca, soprattutto in questo periodo che avevo il CP che stava male. Adesso sembra si stia riprendendo, non mi vomita, non si fa la pipì addosso, eccetera eccetera. Ha avuto una pancreatite il CP, posso starle a fianco tutto il giorno, posso darle da mangiare 4 volte al giorno, cioè dividergli il pasto in 4 volte al giorno, quindi capirai che insomma non è cosa da poco. Questo video l'ho fatto principalmente per un motivo, non è il classico video, no, che racconti la giornata, succede qualcosa oppure qualcosa da raccontare, da spiegare eccetera, o amici camper, no. Questa puntata è per dire che dopo soli 3 anni ho finalmente finito, diciamo, di fare i video, mi sono, diciamo, allineato, cioè io non ho più video da fare, ce n'ho qualcuno ovviamente è già caricato in programmazione, ma non ho più video da fare, no? Bella cosa per 2 motivi. Allora, il primo, dai, facciamo fuori i video dei Balcani, ci sono ancora 28 video dei Balcani, quindi io direi spariamoli fuori subito. Perché? Perché, come mi pare di averti già detto, il falegname non si libererà prima di un mese, quindi i video dei Balcani ci cadono giusti, hai capito? Quindi finiamo i video dei Balcani. Una volta finiti i video dei Balcani, nella realtà delle cose, nel mondo reale, nel tempo sincronizzato, ci dovrebbe essere l'inizio con i lavori del falegname, quindi avrai i video comunque in tempo reale, no? Contemporaneamente finalmente facciamo quella cosa che tanto volevo fare, che è quella di rispondere ai commenti, anzi forse già a qualche commento posso rispondere, aspetta che vediamo. Allora, andiamo sui commenti degli YouTube. Non ho una funzione, ecco qua, mi dice solo i commenti, perfetto. Allora vediamo più che altro le domande o le cose, insomma, a cui può essere interessante che io do una risposta. Caio nei commenti alla recensione dell'autoradio Android che ho regalato a Michele dice: esistono applicazioni, programmi Android di navigazione camper, io la uso sul cellulare ed è molto comoda. Essendo un sistema Android, parlo dell'autoradio ma parlo anche del tablet e di tutti i telefonini. Se c'è un'app che io non uso per camper, ovviamente la puoi usare anche nell'autoradio e anche nel tablet, quello è il bello del sistema Android. Paolo Gerli, salutami anche Michele. Ciao Michele! No, sì, è scorzare, devo urlare che metà fa basta. Questa sì, dai, può essere giusto rispondergli. Allora, Pierluigi Traini, che giustamente è anche molto cordiale, si prende avanti per non essere frainteso, dice: non voglio rompere i maroni e ti assicuro di non aver mai criticato, e quindi vorrei che il mio commento sia preso per poter fare meglio in seguito. Quindi una critica, un consiglio costruttivo. Diciamo che le video recensioni sono ben altra cosa, questo è poco più di un unboxing, qui si riferiva all'autoradio. È vero, lì non è il fatto che ero con Michele, è il fatto che ero comunque con un'altra persona, è diverso. Quando sei con un'altra persona, tanto non puoi dirgli mettiti così, fai colà, cioè i tempi si allungano in una maniera pazzesca, capisci? Quindi deve essere tutto come viene, ma soprattutto quella persona magari può star con te 2 orette, 3 orette e dopo deve andare via. E quindi sì, in fase di post produzione sono stati fatti miracoli come sempre, però in fase di registrazione come sempre è stato fatto tutto proprio veloce, improvvisato, insomma, hai capito? Quindi sì, giustamente lo capisco. Diverso è se faccio le recensioni da solo o le spiegazioni da solo. Vedi ad esempio i guanti ho messo il termometro dentro, li ho lasciati fuori 6 ore, dopo 6 ore sono andato a riprenderli, cioè
è tanto diverso, hai capito? E purtroppo quando ci sarà gente sarà sempre così. Non per il tipo di gente, proprio per il fatto che c'è gente, è normale, insomma. Leggo tanti commenti che hanno apprezzato il fatto che ho registrato quegli autoctoni di Andreis, ok, dove c'era l'area sosta, no? Sai che li abbiamo trovati su nel paesino, ci hanno spiegato la storia, eccetera, eccetera. Io ne sono molto felice perché all'inizio ero un po' preoccupato, più che altro perché insomma è un po' lunghetta come spiegazione, sono andati avanti tanto a parlare, no? E quindi ho detto, ma chissà, perché effettivamente è una cosa molto molto interessante, ma dal mio punto di vista tanti altri può non interessare. Diciamo che comunque partiamo dal presupposto che io ti pubblico il video di un luogo, quindi a parte vabbè che c'è sempre Singano che comunque spara le sue, combina le sue, ma comunque il video è stato creato per mostrarti un luogo. Quindi sì, effettivamente dai, ci stava che parlando di quel luogo, la gente del luogo te lo raccontava, quindi proprio meglio di così non si poteva fare. Mi dispiace tantissimo, come ho già detto, che questi signori, poi o almeno uno di questi signori, ci ha aperto il museo e ce l'ha fatto visitare gratuitamente e lì era pieno di roba stra interessante perché praticamente c'è stato questo grande terremoto e dopo il terremoto sono andati a recuperare dalle macerie tutte le cose, no? E in mezzo a queste cose c'erano reperti veramente antichissimi e dopo, oltre vabbè, a esserci scritto la data, cos'erano, eccetera, questo signore proprio ti spiegava cosa servivano e tutto quanto, era veramente molto molto ben curato e soprattutto molto molto interessante. Però purtroppo, ripeto, accidenti, io di mio, avendo sempre il computer dietro, avendo la mia vita tra virgolette regolare, registro in 4K, quindi in grandissima risoluzione, perché tanto poi la macchinetta comunque la svuoto, no? Tutti i giorni o più volte al giorno. E lì era diverso, c'era questo raduno, tanta gente, eccetera eccetera, non ho svuotato la macchinetta e ho finito lo spazio e quindi è saltato il video del piccio là del museo. Luca Novelli: ciao, ti sto seguendo da un po' di tempo, sono circa 7 anni che sto pensando di vivere in camper. Ieri sono andato a vederne qualcuno, un G8 Line Graal Y400. Che ne dici? Mi piacerebbe avere un tuo consiglio, grazie, ciao. Allora, questo vale per tutti perché tanti mi hanno fatto questo specie di domande. Io non me ne intendo assolutamente di camper, non sono un concessionario, non sono un venditore, quindi a me mi dice una marca e un modello del camper, ti dico boh. Posso darti sì dei consigli per esperienza, avendoci vissuto 3 anni, se lo vedo dal vivo, in modo da capire un po' la qualità del pavimento, il tipo di frigo e tante altre cose, le dimensioni, la coibentazione, il tipo di stufa, però devo vederle dal vivo, cioè toccare proprio con mano, hai capito? E allora lì sì, posso dirti, visto che devi ancora comprarlo, anche i difetti del camper, quindi tutto. Però così no, non posso proprio rispondervi. Poi c'è Steve che è molto molto felice, no? Ogni volta che è nella sigla di chiusura. Beh, la sigla di chiusura, quella che abbiamo girato al concerto in Brussa, credo che resterà per un bel pezzo, fino a quando non si troverà un qualcosa di meglio, ma la vedo dura perché quella anche a me fa impazzire perché è nata tutta per caso, cioè la canzone è partita a caso, la Marilena si è agganciata a caso, poi c'era Fabio che sotto diceva vai Zingari e poi sentivi anche le maracas, i piatti là e tutto era, non è stato veramente nulla di studiato, è nato tutto a caso. Però quel caso si è posizionato al posto giusto e nei tempi giusti, cioè per me quella sigla, ripeto, per me è una figata pazzesca e quindi la vedo dura che cambierà e resterà sempre quella per un bel pezzo. Quindi grazie Steve, grazie Marilena, ma grazie a tutti perché erano tutti che cantavano, facevano rumore di sottofondo, suonavano eccetera eccetera, quindi grazie a tutti. Cioè, viaggiando con Premier che ogni video mi scrive Singalo! E gli scrivo sempre Aio! Vero anche che ogni volta che gli rispondo aglio a me viene in mente l'aglio perché da noi aglio significa aglio in qualcosa, forse qualcosa di Aldo, Giovanni e Giacomo che mi rievoca sto aglio. Sono felice sia piaciuto il corso, l'esame di Veneto senza sottotitoli, quello che gli vendevo le piantine, no, a quello del trading online. Siccome è una cosa può essere un po' pesante, non a tutti può interessare, insomma, uno che parla in veneto senza sottotitoli tutto il tempo, allora quella l'avevo messa come puntata extra. Vedo che tutti hanno capito insomma che era una roba in più, non era una puntata, era proprio una roba in più. Ogni tanto se c'è qualcosa che può dar fastidio lo metto come video extra, tipo le recensioni ce le hai il sabato, hai capito? Eric Rebecchi: ciao Yuri, ma Michele, Fabio e Mario ti hanno abbandonato?
E allora diciamo che tutti e tre sono abbastanza distanti, sì ci troviamo secondo me spesso, però comunque siamo tutti molto distanti, Fabio più distanti di tutti, e Fabio se Vicenza. L'area camper Andreis è piaciuta a molti, sì io effettivamente adesso devo organizzare altri weekend con gli altri, cioè, perché abbiamo delle aree sosta da visitare, da puntinare, hai capito? E col discorso che non c'è neve e ghiaccio, secondo me dovremmo puntinarle. Noi da disgraziati preferiamo di solito sempre quelle con la corrente, perché sai, beh, io per il discorso computer che mi carico metto tutto, anche sui pannelli e generatore, per carità, ma molti di noi mettono il riscaldamento a corrente, quindi insomma se devi fare 3-4 giorni in compagnia ti risparmi anche quello, insomma, quindi è una cosa che si predilige, anche perché io bene o male ho 3 euro al giorno, 3, 6, 12, hai capito, io ho 12 euro, gli altri magari ne hanno 20-30, hai capito, quindi buttali via, con quei 20-30 ci paghiamo la pizza. Sì, qua ancora di Andreis, sono felice che è piaciuto. Tom Ber Fugni e Ferro mi chiedeva, poi vabbè gli ho risposto anche nei commenti, perché si sentiva un rumore come se ci fosse un ventilatore acceso fuori dal mio camper. Gli ho spiegato che era la caldaia dell'Alde e mi ha chiesto se si sentiva dentro. Allora no, da dentro non la senti minimamente, se ti avvicini puoi sentire un po' la caldaia, se ti avvicini ai letti dietro, da fuori butta fuori praticamente aria calda, a me non sembra gas, cioè almeno non lo so, mi sembra la Nusi non sa da gas, hai capito? Quindi butta fuori aria calda. Quindi oltre al doccino esterno c'è anche il riscaldamani esterno, è una cosa molto utile. Quando parte la caldaia tu metti sotto le mani, perché butta verso l'alto e verso, anzi no, butta solo verso il basso mi pare, metti solo sotto le mani e ti riscaldi le mani, è una figata. Il riscaldamani esterno è un accessorio, Poi vabbè, tanti apprezzamenti e qualche diciamo critica al camper Chausson che ho recensito, ma lì la risposta l'ha data Daniele Caneva, che è esattamente quello che penso io. Bellissimo e grande, io rimango della, nonostante non siano 10 anni che uso il camper, bisogna sempre ricordarsi che non esiste il camper perfetto, ma perfetto per le proprie esigenze, esattamente. Che un camper non sia estremamente coibentato può fregare niente se uno non va a meno 10 gradi o ha il condizionatore interno per l'estate, eccetera, eccetera. Può non fregare niente se è lungo 8 metri, perché uno va solo nei campeggi o comunque fa sosta libera, ma non nei parcheggi auto, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono sempre i tanti perché ha tutto, insomma. No? Poi sì, qualche commento sul Pangasio che avevo dato a CP, diciamo è stata un primo tentativo per provare a vedere se migliorava. Effettivamente sì, è vero, il Pangasio è uno dei peggiori pesci. Ti dirò che l'ultima volta ho avuto la fortuna che mi hanno prestato una cucina all'aperto con un pentolone grande, allora io ho detto gliene cucino tanto, poi lo metto via in frigo, ti giuro che mi venivano gli sforzi di vomito, non mi sarebbero venuti se avessi cucinato tonno, merluzzo, salmone, cioè veramente proprio solo l'odore che buttava su mi venivano gli sforzi di vomito. Mi raccontano che questo Pangasio lo danno nelle mense ai bambini, non lo so se è vero, non lo so minimamente, però accidenti sì è vero, è uno dei peggiori pesci. Poi vabbè ci sono notizie che non si sa mai se sono vere, che sono contaminati, che questo e quello, perché dopo ci sono 10 notizie che dicono così e 10 smentite a questa notizia, quindi non ci si può mai affidare. L'unica cosa che ci si può affidare è al fatto sì che ti dico è stato provato, solo a non usarlo fa veramente da cagare. Quindi metti un giorno, trovi non so in offerta al supermercato il Pangasio e dici ah guarda che c'è il pesce in offerta, aspetta che lo provo, lo faccio stasera con le patate. No, mangiati i cracker con le patate piuttosto, fidati cazzo, è orribile. Mamma mia, mi ha dato il giramento di panza già adesso, solo il ricordo. Renato Favaro, ma le zampate sul cristallo di Alessia? Ma... Oh, qui una cosa interessante, vita in camper. A proposito della stabilità del camper, se non ricordo male avevi accennato alle sospensioni ad aria. Tieni presente che io ne so poco, ma anche il mio camper ce le ha. Il rivenditore che... allora rispondo pezzo per pezzo perché è lunga. Anch'io ne so poco, quindi siamo in due a non saperne praticamente un caso. Il rivenditore che me l'aveva venduto, mi ricordo, mi aveva accennato che pressione più alta irrigidisce le sospensioni, vero, mentre più bassa le ammorbidisce. Vero. In autostrada, cioè ad alta velocità, è meglio più rigido.
così è meno sensibile a cambi di direzione del vento e sorpassi di camion. Vero. A basse velocità e su strade dissestate o sterrate meglio più morbido, in modo da attutire meglio buche o asperità e dare un pochino più di comfort. Qua non sono d'accordo, questa è la teoria. La pratica è che, ad esempio, il mio, se lo metti morbido nelle buche, quando vai un po' in fuoristrada, eccetera, ti dondola in una maniera pazzesca. È decisamente meglio averlo con le sospensioni dure anche nel fuoristrada. Cioè, un conto sì, sono le buche secche, ok, quello è vero. Ma le buche, quelle sai quando parcheggi, che trovi, non so, parcheggi nei sassi, sai, trovi la buca che ha creato la pioggia, lì ragazzi, porca miseria, robe che non mi trovo il cane fuori dalla finestra, cioè che mi parta il cane dal coso, lo trovo spiazzicato là, no, assolutamente no. Conto di informarmi meglio più avanti e di capire meglio come funzionano questi aggeggi, quindi tenere in camper uno di quei piccolissimi compressorini 12 volte per poter essere libero di cambiare pressione a desiderio, anche se certo non sarà una cosa a fare spesso. Questo è quello che farò io più avanti. Mi prenderò 2 compressorini più piccoli possibili, piccoli come dimensioni, ma che abbiano le atmosfere, la pressione sufficiente per gonfiare le sospensioni, che facciano sia il gonfiaggio che il sgonfiaggio, collegati direttamente ai cavi 12 volt, in modo non è che devo attaccarli o staccarli, sempre attaccati e sempre collegati alla corrente, in modo che ogni volta io in corsa mi metterei le sospensioni a 4, come c'era scritto nel libretto c'era scritto in qualsiasi caso sempre e comunque a 4, e quando c'è da star fermi le abbasso. Perché dici? Perché altrimenti ho il camper veramente tutto storto. A volte può essere utile se parcheggi in quei, magari sai che certi parcheggi no, vanno verso l'alto, e allora sì, lì vai a patta, diciamo, no? Ma se un parcheggio è piano, no, hai il camper storto. Se magari un campeggio è anche leggermente in discesa, invece là no, cioè scivoli, ti ritrovi sul parabrezza davanti, quindi quello assolutamente no. Anche se non è molto quanto ti ho detto, spero ti sia utile per capire come evitare il problema di stabilità che hai accennato più volte. Sì, ne abbiamo parlato, io farò così, potrei farlo anche ora, solo che mi ci vorrebbe, per carità, potrei già avvantaggiarmi e comprarli questi compressorini, uno ovviamente, anche perché li vendono con la presa accendisigari. Io ho preso accendisigari, ne ho una sola là davanti, e quindi però vabbè, diciamo guido comunque molto prudentemente, le buche le schivo, quindi sai, tutti quegli automatismi che si creano, no, di necessità virtù, pertanto non è una cosa indispensabile, è una cosa sì che mi fa molto gola, mi fa molto voglia, ma non è affatto indispensabile. Quindi per il momento la priorità è il falegname, i lavoretti che faremo con Mirko, e dopo con calma anche sti compressorini, insomma, ecco. Ho parlato scusa se interrompo le risposte, ho parlato col falegname, gli ho detto ascolta, tanto per capire, è una rottura di scatole, costerà tanto riverniciare tutto il legno, e lui mi ha detto che è praticamente impossibile, cioè non è che è impossibile, ha detto trova uno che sta in galera che ti fa sto lavoro, cioè della serie uno che ha tutto sto tempo da dedicare a sto lavoro. Quindi sì, insomma, è un lavoro abbastanza epico in teoria, da quello che me lo raccontano, che non significa che magari un giorno non lo farò io, ma tanto più avanti. Io ho altre priorità, che sono quelle che ti ho detto, e poi giustamente anche fare qualche lavoretto in giro per mantenermi, insomma, ecco. Il pappo, una curiosità: monti pneumatici 4 stagioni, termiche o estive? Allora, io monto le Michelin Agilis, non le Camping, quelle normali, cioè non 4 stagioni o altro, quelle normali. Avevo scelto quella volta le Michelin per il discorso peso, perché a sentire un po' di gommisti sono quelle che hanno la struttura interna più resistente, quindi non c'entra nulla il discorso camper che sta fermo. Le camping, da quel che ho capito, sono quello, cioè il fatto che non si ovalizzano se tieni fermo il camper per tanto tempo. Io credo che il record di stanzialità è stato tipo 6 giorni, e quindi sì, almeno credo. Dopo se ho fatto di più non mi ricordo, però credo di aver fatto 6 giorni, quindi di certo non è un problema mio. Quindi ovviamente delle camping non me ne faccio assolutamente niente. Io cercavo una gomma robusta, non cercavo gomme con particolari tenute, cose del genere, perché io vado veramente piano. Se poi c'è strada fredda o pioggia o altro, vado ancora più piano, e quindi sì, non è un problema mio. Per questo motivo ti dico, ho scelto queste gomme normalissime, cioè normalissime, senza nulla di non termiche, non 4 stagioni e non camping. Non riuscirei mai a rispondere a tutti in video. Franco Porazzi: prima di spendere i soldi per preriscaldare il motore, controlla le candelette e la batteria, se non è quello significa che il motore non è a posto, anche con -5 deve partire al primo colpo. Sì,
È vero, come molti sanno, la candeletta me l'ha sempre segnata che era da cambiare, però siccome comunque si accendeva abbiamo detto vabbè, tiriamo avanti così. Adesso che sono qua a Jesolo potrei andare dal mio meccanico di fiducia, ma sto impiegando il mio tempo per fare dei lavoretti, e quando magari ho del tempo libero che cazzeggio così faccio i video, vedi è sera, il meccanico è chiuso, però vabbè, prima o dopo senz'altro è da cambiare quella candeletta. Qua vabbè, la gente diciamo che apprezza la GoPro, però attenzione, te lo ripeto qua nel caso in cui non lo avessi detto, anche se credo si capirà con tutti i video che giro, non è assolutamente una fotocamera, una macchinetta da usare per i vlog, fa assolutamente da cagare. È perfetta come action cam in situazioni all'aperto, situazioni veloci, e lì veramente è molto meglio di una fotocamera professionale, almeno per l'uso in automatico, cioè l'uso reattivo, no? Che è la macchinetta sempre pronta, clic, parte e registra. È una cosa veramente impareggiabile sotto quel punto di vista. Però adesso ti sto registrando ovviamente con la Sony il vlog, inquadratura e luci da culo, cioè ho fatto tutto sto monologo, sta filippica, cioè monologo no, perché stavo rispondendo ai messaggi, con l'inquadratura del cacchio sì, sarebbe da frustrarmi, però comunque vedi che c'è in ogni caso una qualità video sotto, che è la macchinetta. Ragazzo, io credo che siamo andati avanti tanto, quindi tagliamo e ci si sente alla prossima, oppure guardo quanti minuti ho fatto. Boia, 23 minuti, sì, ci sentiamo alla prossima. Come vedi appunto non è possibile rispondere a tutti i messaggi, però adesso man mano quelli più interessanti me li segnerò da qualche parte e risponderò. Ah, ciao Italia! Eccolo! Oh, crazy, all of you, you understand, please for me. I love you like Fontaine and Belmondo. Vai sigari!